Questi sono veri motociclisti, baciati dalla pioggia! Buongiorno amici del tubo! Ah, ho sbagliato gruppo, io cerco quelli brutti, vado via. Mamma mia quanti, e questa? Bella. Giusto per venirti a salutare. Ciao. Ciao Mario. Alessandro. Ci siamo scritti. Sì. Dove venire in negozio a trovarti? Ah, ex collega fotografo. Ah, eccolo qua. Ciao zio! Ecco, questo è il gruppo di bella gente. Ciao, ciao. Tu sei? Io sono Di dove? Io sono di Vicenza, mi piace l'Himalaya. Ma Vicenza vicino all'Islanda? Esatto, sì, io sono Ok. vicino all'Islanda, precisamente. Ok, tu sei di dove sei? Cristian di Isola Vicentina, vicino a Vicenza che è vicino a Giuslanda. Anni Sassi. Ciao, tu sei di dove sei? Alessandro di Palermo, che non è proprio vicino a Padova, però in realtà abito qua. Ok, Manlio, arriva un tuo collega. Poi facciamo il giro, nome di dove sei? Diglielo al casco. Dai, no. Ok, passo. Nome di dove sei? Gian di Padova. Ok. Raul di Mogliano. Già prima, giusto. Aspetta, prima che vai via, dici chi sei, di dove sei e perché vai via. Vicenza. Vado via perché sono un bastardo. Ora faccio vedere un po' di moto. Tutti qua, cos'ha questa di particolare? Niente, l'Himalaya normale. Il primo modello questo. Primo. Ah, è vero, non hai né questo né anche questo. Esatto. La batteria si scarica da sola, tutte quelle feature che mettono all'inizio. Quindi tu sei. Abbiamo una Scram. Un po' di giacca così Via di Scram. Perché del ragazzo, posso dire ragazzo, che ha creato il logo che adesso daremo a tutti. Grande Gianfra. Ed è l'unico che non ce l'ha perché se l'è dimenticato. Te lo darò io, va bene, te lo darò io. No, Cesso no, dai, la mia bambina la conoscete. Altri ragazzi, tutto a posto? Sì. Tutto a posto? Stiamo preparando per divertirci. Bene, facciamo vedere un'altra IMA. Guarda quante. Un'altra IMA. Adesso andiamo a scassare la minchia a tutti. Eccolo qua, questo volevo vedere io. Le borse. Ciao ragazzi, tutto a posto? Ciao. Pronti? Vado avanti a vedere altre moto. Oh, guarda qua. Dove ha messo le lucette? Sì. Non è con noi l'Africa. Tutto a posto? Pronti? Tutto a posto? Ciao Alessandro. Piacere. Ciao Alessandro. Siete in due, tutte e due? Ma siete con noi in Harley? Sì. Che scuola! No, con l'Harley. Ah, e perché hai detto Harley? Lei mi ha chiesto è una Harley, lei Ah, ok, ecco, è mattina, piano piano ci incasiamo. Quindi 2 V-Strong, giusto? Perfetto, chi c'è qua? Pam! Forse nessuna. Manlio, dove sei? A mangiare arancini? Maledetto. Zio, come stai? Bene. Pronto? Tutto a posto? Sì, sono nel tubo. Sì, Forse. Fate cavallero. Bene, allora andiamo a farci un privé.
Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Una mattina, ho spiegato prima che è stata una mattina drammatica, perché non so se succede anche a voi quando vi preparate per fare un giro, farvi un ritrovo così, vi dimenticate qualcosa, tornate su a prenderla, tornate giù, vi manca un'altra cosa, poi dovete fare benzina, cioè, e queste cose a me mi danno ansia e poi mi sfogo andando in giro in moto, per fortuna. Altra moto qua, questa è la moto di Leo, super moto di Leo, si vede che fa un po' di sterrati, guarda. Altre moto in arrivo, ma non sono amiche nostre, non sono Himalaya. Bella, questa è la super maschera dello zio. Ah, molto cattiva. E quella è la cassa, vedi, quella è la cassa, ci vuole una bella cassa per ascoltarsi la musica. Oggi siamo con due V-Strong che vengono con noi. Oh, è una Hunter. Chi è che ha l'Hunter? Devo chiedere chi è che ha l'Hunter qua. Non l'ho mai guidata, non è una moto che mi ispira molto a me, che è veramente piccolina guardandola, è tanto piccolina, però è fatta bene, è carina. Bene signori, secondo ritrovo Royal Enfield Himalayan Veneto, siamo alla birreria Trenti a Bassano, da qua si parte, si va a farci un bel giro sugli sterrati dell'altopiano finalmente. E questo è il gruppo, siamo qua con tutta gente. Abbiamo battezzato tutte le moto con il logo Royal, con il logo Himalayan Veneto. Terribilmente indeciso su dove metterlo. Allora, se avevi le borse lì, qua, ma sarebbe... a casa, però sulla valigia sta molto meglio secondo me. C'è una puntata? Sì. Oh, anch'io volevo metterlo là. Anche lì è bella, sì. Grazie. Himalayan. Eccoli qua. Olio di gomito, puliamo bene. Ecco, siamo già a 2 minuti di niente. L'intervento della donna. Oh, eccola qua. Poi là. No. Eccola, battezzata. Io devo sedermi un attimo su quella di Leo. Guarda. Dove sono sti adesivi? C'è gente che non le ha ancora messe, non sono state battezzate. Allora, siamo in partenza. Il gruppo è carico, ci portiamo anche un demonio, un demone. Facciamo 3 gruppi, vediamo come viene, non ci dobbiamo perdere stavolta. Ci facciamo un bel giro in mezzo ai boschi qua e poi andiamo a mangiare. Ci vediamo in strada. Ecco, si inizia. Io sto portando dietro di me un gruppetto di un po' più di quelli di Leo. Mannaggia, dobbiamo dividerci in 2 e in 3, ma va bene lo stesso.
finalmente è ripartita. Allora, questa signorina qua va quando cazzo vuole. Ora ho cambiato la batteria e va, quindi adesso ci divertiamo! Adesso ci facciamo questa! E voi state a casa sul divano! Guarda che bello il bosco là! Che bello! I am one of those melodramatic fools. Ragazzi, sta GoPro non so che cosa abbia, ora si è acceso. Forse ho finito la batteria e non me ne ero accorto, l'ho lasciata accesa, lo scopriremo dopo quando faccio il montaggio. I ragazzi sono andati avanti, andiamo a fare un po' di sterrato indietro. Ah, grazie. Oh, sterratino. Che figo. Oh, un po' di fango, stai attento Ale che non ti ammazzi subito. Questo che cos'è, un GS? Oh. Ciao. Sì, dai. Uno, due, tre, 4, 5. Ragazzi, ho tolto l'ABS perché ogni volta me lo dimentico. Meglio togliere l'ABS qua. Sì, siete andati avanti, lo so, però stare indietro me la posso godere in verità. Sto dietro, supero. Guarda, superiamo già tutti. Mi mancava un po' di sterratino. Qua è bagnato. Ciao. Belle queste stradine. Sterrato. Buche. Oh. Ciao! Oh, fango! Fango, fango! Ok, che bello! Wow! Che palle, è già finito lo sterrato, ragazzi. Basta, finito. Finito! Non là così! Ci sta, ci sta. Grande Leo, bellissimo. Bello qua, non sono mai passato, ma che zone sono? Questa è la zona di Montecorno, quello lì era Granezza, ok. Il cimitero di Granezza, Ah, inglese, non è un sì, cimitero. ok. Sono tra i cimiteri, Boscone, Granezza e Magnabosco. Ok, non è Marcesina quindi qua? No, ok, per niente. Dietro a Enego, Ok, è giusto, devo guardarlo in cartina. Siamo Beltrano ufficialmente, neanche Asiago. Ok, allora me la metto di culo e vediamo se ce la fa. No, me la metto così, ho deciso. Ok, baita, corno, ecco qua ragazzi, caffè, brioscina e vediamo. Oh, ci siamo sporcati finalmente un pochino. Perché? Ragazzi, vi siete sporcati? Cazzo, cazzo, guarda che... Come va? Benissimo, mi sa. Lei? Basta avere il pilota giusto. No, perché non la fai divertire. Sono neofita io ancora. Sì? No, avevo il TT, solo che il TT doveva andare in revisione. Non voleva venire. Ah, è vero che dovevi venire col TT. Avevo il TT 600 ma non ho voluto sapere. Io non ho voglia, sto a casa. Però... Ho fatto l'eroica, era bianca, no? Eh sì, con l'eroica sì, ma Ho fatto dai bianco. vai col rock. Siamo arrivati, prima pausa, anche se lo sterrato è stato bello ma corto, ne voglio a chilometri, però va bene dai. Vi faccio vedere un po' di himalayani stanchi prima di pranzo.
Non vede il morto, cazzo, sto lì lavorando. Veramente, sono scendo tutto via soldi e basta. Però, ma 7-8 che non sanno. Per arrivare a minima, 67 anni. Caffettino, intanto ha piovuto, ma la montagna è così e il gruppo riparte. Piovigina, come vedete piove, ma va bene lo stesso. Che giro sarebbe in montagna con un Himalayan senza la pioggia? Non ci ferma nessuno, ragazzi, non ci deve fermare nessuno. Allora, ora do una mano a Massimo. Massimo, dimmi, ma secondo me se monti e giri attorno al coso ce la fai? Allora, guarda, qua ci passi. Vediamo se riesco a spostargli questa. Sì. Vai, vai, vai. Ora lo faccio anch'io. Siamo pronti? Sto registrando? Siamo in diretta? Oh, ci voleva un po' di pioggia. Siamo gli ultimi? No. Tutti con... Gara 5 secondi. Ah sì, bravo. Io me lo dimentico sempre, devo sempre fermarmi. 5 secondi e poi lasci. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. Lascia. Funziona. Poi quando la spegni usa questo. E non girare la chiave che dopo si annulla. Pene, molto pene. La GoPro va quando cazzo vuole, come al solito. Siamo arrivati in questo bel posto a mangiare. Ora, siccome siamo tutti nervosi, affamati, stanchi dopo sto sterrato, vado a rompere il cazzo a tutti, uno per uno. Ciao, come stai? Bene. Benissimo. Fame? Famissima. Un po' di e settissima. Anch'io, non avrei una birra mentre aspetto. Zio Bob. Ciao! Come stai? Indaffarato. Tutto a posto? Indaffarato, cosa fai? Metto via sti cazzo e guarda. Giusto. Ciao. Ciao. Come state? Bene. Tutto a posto? Tutto perfetto. Divertiti? In due queste strade? Va bene? Un po' di mal di schiena. Io. Ciao. Come stai? Bene. Stai meglio? Fame? Io ho una fame in mangeria un lupo. E anche dobire. Dov'è l'uomo? Adesso vado a cercare anche l'uomo. Ciao. Come andiamo? Bene? Tutto a posto? Fame, eh? Abbiamo una fame. Tutti quanti dicono: ma bene, ma ho fame. Piove? Ah, no, fame, piove. Ecco. E quindi ce la godiamo così per forza? Siamo attrezzati sempre bene noi. Piove. Fame, fame. Giusto. Giusto. Vado a rompere il cazzo agli altri. Dove sono gli altri? Uno per uno. Oh, eccoli qua. No, qua non si entra, facciamo un giro da fuori. Che bello. Tutti adesso mi guardano come pazzo che si fa sti video, ma andiamo a cercare gli altri. Guarda quanta gente c'è oggi, guarda quanta gente c'è. Porca paletta. Oh! Ciao Ale. Ciao. Ciao. Come state? Molto bene. Fame? Sì. Bella glissa di JI. Ma avete ordinato una birra per tutti? No, abbiamo ordinato 1,5 litri di... Ah sì? Ok, ci sta. Così, 1,5 litri. Vedi? Oh, ora sì che ci ripigliamo, guarda qua. Oh. Evviva, 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 evviva.
Che posto! Ciao, 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 Ci però si capisce. Antipasto che porta. Ricordiamo che Leo fra un po' esplode, perché Leo ha attaccato la bomba. Finalmente si mangia, così per far vedere cos'è l'antipasto. Benvenuti in Veneto. Poenta, Asiamo a piastra. formaggio, E gente che magna. Olle. Cos'è la mancanza di delicatezza? E vin. E spris e vin. Buon appetito ragazzi! Allora, eccoci qua. Abbiamo fatto due chiacchiere perché abbiamo aspettato che smettesse di piovere. Non potrò molto parlare in strada perché piove, ho tolto il microfono e tutto, ma riprenderò un po' di stradine. Siamo carichi, abbiamo fatto anche due ciacque, siamo un gruppo caoroso. Guarda che figata, guarda che figata, guarda che figata, guarda che figata. Guarda che figata! Quando piove, nuvole così è meraviglioso! Della mia fantasia. Benzino. E io me la godo. Quanto dura? È finita? Ah, è finito? Sì, per quello che Stavo cercando di togliere l'ABS. No, per questo ho detto può farlo anche l'Hunter, perché tanto arriva quasi a finire. Ok. Questi sono veri motociclisti, baciati dalla pioggia, tutti pluridi, che piove, bagnati, anche infangati. Ah!
pausa, il gruppo si ferma. Guardate se devo fare delle riprese così col casco perché non ho voglia di tirare fuori niente. Incorniciamo e ve la mandiamo a casa vostra a vostre spese. Una freccia fuori. Sì, la freccia fuori per indicare. Marostica. Signori, video di chiusura, andiamo a salutare tutti. Ciao, è un video di chiusura. Ciao, alla giapponese. Ciao. Ciao, video di chiusura. Ciao, è stato bello. Alla prossima. Ciao. Ciao, cazzo, fino a Verona, che viaggio, sei il migliore. Porta giù un po' di gente. Voi di Verona, mo vive, venite qua con noi. Cazzo, solo lui viene. Che cavolo. Ciao anche a voi, è stato bello, grazie, alla prossima, mi raccomando, con l'Himalaya. Ma anche no, tranquillo. Non lo so. Tira. Leo, grazie, sei stato bravissimo. Le tracce di Leo sono le migliori, sappiatelo. Qualcosa da dire al pubblico? No, è stato un bel giro, peccato un po' per la pioggia. No, è stata una figata. No, peccato che nel senso abbiamo avuto nei momenti in cui dovevamo ripartire perché ovviamente la sfiga ci vede bene, ma per il resto è stato un bel giro. Bella mangiata. Anche qualcos'altro. Va bene, da questo bellissimo posto di Montagnana? No, non è Cittadella. No, è Montagnana. Dove è Cittadella? No, ma sai che non sono mai venuto a Montagnana? Ma dai, sei sempre proprio scandaloso. Sì, sono un Veneto perso, lasciamo stare. Da Montagnana un saluto. Andiamo a fare un video turistico. Montagnana è un paese. Non lo so, io faccio giri in moto, ciao. Ciao. Non so un cazzo neanche di moto, ho un Himalaya. Stavo registrando, sì.